Ponzano, il CDA Benetton, dopo l'addio del patron Luciano, sia il bilancio in rosso, edizione conferma l'iniezione di liquidità, Claudio Sforza, nuovo amministratore delegato. Tragico incidente domestico, a Tai di Cadore, 60enne precipita dal terrazzo del suo appartamento, pare stesse sbattendo un tappeto, fatale il volo da un'altezza di 12 metri. Parla l'autista CTV di Noale, pestato dal branco, ho pensato mi volessero uccidere, era una furia d'arancia meccanica, racconta ai nostri microfoni. Due donne originarie dell'Est Europa sono state denunciate dai carabinieri di Noventa di Piave per un furto aggravato ai danni di un turista all'outlet. Nel portafoglio rubato c'erano 4.200 euro. La questura di Vicenza, ultima in Italia per numero di agenti assegnati, ne arrivano solo 3 a fronte dei 22 che presto andranno in pensione, scoppia la polemica politica. Sciopero all'aeroporto Marco Polo di Venezia, siamo sottopagati e sotto organico, protestano i lavoratori che denunciano turni massacranti. Al via oggi la prima delle 2 tornate di test per l'iscrizione ai corsi di medicina all'Università di Padova, resta per ora il numero chiuso, anche se la discussione per l'abolizione è approdata in Parlamento. Buonasera, ben ritrovate, edizione regionale dei nostri notiziari. E si è concluso, l'avete sentito, nel tardo pomeriggio il CDA di Benetton a Ponzano Veneto, nuovo corso per il gruppo che approva i bilanci 2023 ed individua il nuovo amministratore delegato che da fonti vicine alla famiglia Benetton sarà Claudio Sforza. Per la nomina bisognerà attendere il 18 giugno, edizione. La società guidata da Alessandro Benetton inietterà nuova liquidità, ma ci dice tutto il nostro Christian Arboit sul posto assieme all'operatore Simone Merlo. Sì, buonasera anche da parte di Simone Merlo che sta curando la parte tecnica. Ci troviamo a Ponzano, alle mie spalle Villa Minelli, dove oggi è andato in scena il rendezvous tra il fondatore Luciano Benetton e il management. Infatti sono noti, li conoscete, sabato l'intervista al Corriere della Sera che ha innescato un vero e proprio tsunami, non solo economico. Di fatto si volta pagina. Oggi nel corso del CDA sono stati dati i conti del 2023 per Benetton Group e si è fatto il nome anche del nuovo amministratore delegato. Si tratta di Claudio Sforza, un passato in Poste, in Ansaldi, in Wind, un solido curriculum nel campo finanziario e industriale, anche in quello delle ristrutturazioni. Sarà lui a succedere a Massimo Renon, amministratore delegato uscente da 4 anni alla guida del gruppo di abbigliamento. Oggi nel CDA erano presenti sia Renon che Luciano Benetton. Fonti vicine alla famiglia, a Edizione, parlano di un clima tutto sommato positivo che ha registrato la fine di un rapporto, quello per l'appunto tra Benetton e Renon. Si volta quindi pagina e si volta pagina con una potente iniezione di liquidità, perché Edizione, la cassaforte della famiglia Benetton, società guidata da Alessandro Benetton, inietterà nel sistema Benetton Group 260 milioni di euro da qui ai prossimi anni. Del resto i conti parlano chiaro. Nel 2023 un fatturato di 1 miliardo e 89 milioni di euro, con una perdita di fatto che si aggira attorno ai 230 milioni di euro, compresi 150 milioni di svalutazioni. Quindi si è dato il via libera a questo bilancio in rosso, sul quale interverrà per l'appunto Edizione, interverrà per dirla in parole molto povere Alessandro Benetton, che quindi in questo momento ha il pallino in mano. C'è un nuovo amministratore delegato, quindi lo ricordo, che sarà comunque formalizzato nel prossimo CDA, quello conseguente all'assemblea che è già stata programmata per il 18 di giugno. Queste le notizie di giornata da Ponzano, questo quanto accaduto all'interno di Villa Minelli. Per il momento è tutto da Ponzano. Con Simone Merlo vi restituisco la linea. Grazie davvero a Christian Arboit. Noi andiamo avanti e continuiamo con la cronaca. Un uomo di 60 anni, Giovanni Unterberger, è morto questa mattina precipitando dal terrazzo del suo appartamento in un condominio nella centralissima via Coletti a Tai di Piave di Cadore.
Erano circa le 7:30 quando il sessantenne, che pare stesse sbattendo un tappeto, all'improvviso, forse per il peso del pannello, avrebbe perso l'equilibrio cadendo nel vuoto, un volo di 12 metri che non gli ha lasciato scampo. I vicini hanno avvertito un urlo e un tonfo sordo. Subito è partita la chiamata al 118 e dall'ospedale di Pieve di Cadore è arrivata un'ambulanza. I sanitari hanno stabilizzato l'uomo, che presentava traumi gravissimi che non gli hanno consentito di sopravvivere. Giovanni Unterberger lascia l'anziana madre, arbitro per passione. Il sessantenne dirigeva gli incontri di calcio delle categorie Open e Over del CSI. E ancora cronaca, andiamo nel veneziano. Parla l'autista a CTV di Noale, pestato dal branco. Ho pensato mi volessero uccidere, erano una furia da arancia meccanica. Racconto ai nostri microfoni. Ho avuto paura che fossero armati di armi da taglio, che continuassero. Quando dice che la insultavano, che cosa le dicevano? Figlio di finocchio, ti spacchiamo la bocca, ti tagliamo la testa. Ha pensato l'avrebbero pure ucciso, la furia del branco sembrava inarrestabile, ci racconta commosso l'autista CTV di 52 anni di Salzano della linea 5E, violentemente pestato dal branco dei 10 all'alba di domenica scorsa. Ho avuto paura che dopo i pugni tirassero fuori un'arma da taglio e mi colpissero con quella. L'ematoma all'occhio sinistro con il trauma dei capillari scoppiati dopo il violento pestaggio subito dal branco, e così per le lesioni con tagli e lividi tutto attorno ai lati del labbro sinistro, spaccato in più punti dalla brutale aggressione, le uniche parti visibili che ci permette di riprendere nel corso di questa toccante intervista. Il perché è lui stesso a dirlo. C'è da aver paura. C'è andare a lavorare con la paura di venire aggrediti così, meglio fare un altro lavoro. Ma facciamo un passo indietro, sono le 4:40 di domenica 26 maggio, giorno dell'agguato. Ho vissuto scene da arancia meccanica, i ragazzini saliti sul bus, di cui uno pure a torso nudo, erano già visibilmente strafatti, tra loro anche una coppia di amiche che però non ha preso parte al pestaggio. Ho pensato mi volessero uccidere, racconta l'autista visibilmente teso. Si presentavano già alterati e arrivavano probabilmente dalla discoteca che ce l'hanno Ale, come altre domeniche mattine che sono successe anni scorsi, prendevano la prima corsa per ritornare a Mestre o a Venezia. Lui, grande e grosso come un gigante buono, fortunatamente non ha mai reagito. Sono saliti con il pretesto di volere il mio cellulare, che io non ho voluto dare perché non l'avrei più rivisto, ho pensato non avrei più rivisto il cellulare. All'inizio hanno iniziato a insultarmi, io dopo hanno aspettato che io ripartissi con l'autobus, hanno sfondato il cancelletto che separa l'autista dai passeggeri e mi hanno colpito al volto, subito. La 5 è di domenica mattina, tratta che da Noale porta a Venezia, molto pericolosa, a detta di diversi autisti e CTV che oggi inviano la loro solidarietà al collega aggredito. Io quella corsa lì ho fatto tanto tempo fa. Io ho deciso di non fare mai più quella corsa là perché lo so che è una cosa tremenda. Ci sono tutti i ragazzi che escono e io mi sono c***ato addosso fino a Venezia. Dopo la richiesta di rinvio a giudizio per Angelica Utter, la 33enne tedesca che lo scorso 6 luglio a Santo Stefano in via Udine investì e uccise Mattia e Marco Antoniello e Maria Grazia Zuin, la GUP del Tribunale di Belluno, Elisabetta Scolozzi, ha fissato la data dell'udienza preliminare che sarà celebrata il prossimo 21 giugno. La donna, scaduti i termini della carcerazione, si trova in regime di libertà vigilata alla casa Don Girelli a Ronco dell'Adige in provincia di Verona. L'avvocato Giuseppe Triolo del Foro di Belluno ha già annunciato che per la sua assistita chiederà l'assoluzione per infermità mentale. I familiari delle vittime sono assistiti dall'avvocato Alberto Berardi dello studio 3A. E 3 persone originarie dell'Est Europa sono state denunciate dai carabinieri di Noventa di Piave per furto aggravato, tra cui un borseggio da migliaia di euro.
Era stato un borseggio quasi da record, quello di cui sono accusate 2 donne denunciate dai carabinieri della stazione di Noventa di Piave. Le due, una 44enne e una 37enne originarie dell'Est Europa e senza fissa dimora, ad inizio febbraio sarebbero riuscite ad alleggerire un turista serbo di un portafoglio con dentro 4.200 euro mentre si trovava in un negozio dell'outlet. I carabinieri hanno anche denunciato un 41enne, sempre dell'Est Europa, residente nel Padovano, per il furto di 2 portafogli e di un profumo, in questo caso a fine febbraio, ma sempre in un negozio del centro commerciale. I portafogli sono stati ritrovati durante una perquisizione domiciliare. Per tutti e 3 l'accusa è di furto aggravato. Andiamo ora a Vicenza. Sicurezza ed ordine pubblico dipendono dalle istituzioni e vengono applicati dalle forze dell'ordine. Peccato che Vicenza sia l'ultima in Italia per numero di agenti assegnati, ne arrivano solo 3 a fronte dei 22 che presto andranno in pensione. Mission sempre più impossible a Vicenza, seminare sicurezza, mancano braccia, mancano divise, c'è carenza di poliziotti. Il capoluogo berico è l'ultimo in Italia per numero di agenti assegnati, ne arrivano appena 3, 1 andrà alla stradale, 2 entrano in un ascensore e avanza ancora spazio, saliranno ai piani nobili e andranno a presentarsi al questore che per garantire, come è accaduto fino ad oggi, sicurezza e ordine pubblico dovrà fare i salti mortali. 3 soli agenti di rinforzo, una notizia che ha scosso le istituzioni. In Consiglio Comunale questa sera a Palazzo Trissino la questione viene affrontata e commentata con il sindaco di Vicenza che anche lui non la prende bene. È un vero e proprio paradosso perché Vicenza meriterebbe di stare in prima fascia, di avere una questura degna della sua provincia, del numero dei suoi abitanti, della complessità del suo territorio e invece non soltanto resta ancora in seconda fascia, ma resta in seconda fascia e viene ulteriormente depotenziata. Chiediamo davvero al governo, è un appello forte quello che facciamo, di assegnare nuovi agenti e di riparare a questo danno che sarebbe gravissimo. È il classico principio del contadino, antico quanto la civiltà. Se non si semina, non si raccoglie. Eppure Vicenza oggi non ha molti agenti che possano seminare sicurezza e ordine pubblico. La questura di Vicenza ha un organico di 201 unità, a cui si aggiungono i 45 del commissariato di Bassano, totale 246, che devono seguire una provincia di 860.000 persone e un capoluogo di 110.000 cittadini, per cui c'è un rapporto di un agente ogni 550 abitanti. E se si considera che una ventina di poliziotti andrà in pensione nel 2024, i conti diventano ancora più salati per la sicurezza e per l'ordine pubblico. Ma il paradosso è che a livello burocratico ci sarebbero addirittura 5 unità in più. Sì, secondo l'ultimo atto organizzativo ci sarebbero 5 unità in più, considerato che loro mettono nel conteggio, nel calderone, anche i dirigenti, il questore, il vicario. Io direi va bene, mandiamo il questore a fare i seggi, a presidiare i seggi, mandiamo il vicario a presidiare i seggi, così almeno recuperiamo un paio di unità. Sciopero e una denuncia in procura da parte degli aeroportuali del Marco Polo di Tessera. La settimana prossima dai fly del Marco Polo di Tessera partirà l'esposta in procura per le pericolose condizioni sanitarie cui sono costretti a lavorare gli autisti del bus navetta che dai gate accompagnano i passeggeri direttamente all'aereo. Abbiamo dei mezzi che sono molto vecchi, obsoleti, dove c'è puzza di olio combusto e carburante all'interno della cabina. Tra l'altro sono... Perché? Perché non c'è manutenzione da anni, perché mancano le guarnizioni di chiusura dei vani che devono sigillare il motore, non ci sono, in molti finestrini non funzionano, ancora peggio ci sono sedili che sono ridotti alla sola struttura metallica. Tra le problematiche emerse nel corso dello sciopero di 24 ore allo scalo veneziano del personale addetto ai varchi di sicurezza e degli handler, pesantemente sotto organico, soffrono turni di lavoro massacranti, ferie non concesse e straordinario non pagato tra i tanti problemi. Già 7 dipendenti in fuga nel solo mese corrente, raccontano nel corso del presidio. A spanne 1 a 100 perché di passeggeri è sempre
è molto alto il volume. Noi dobbiamo mantenere delle tempistiche di velocità, ma al contempo dobbiamo mantenere uno standard qualitativo che deve essere molto alto. Siamo assoggettati a continui controlli, audit qualitativi, però di altra parte non abbiamo la possibilità di una formazione che sia continua e necessaria. Voli cancellati e ritardi su ritardi accumulati per ore, lo specchio di quanto è registrato al Marco Polo di Tessera fino alla mezzanotte di martedì 28 maggio. Per questo sciopero che per i fly continuerà a oltranza, dicono, finché non troveranno una quadra anche con il prefetto. Tutte cose che possono solo portare benessere al lavoratore e lavorare meglio in un ambiente che sta diventando sempre peggio. Ed ora andiamo a Padova, Consiglio Comunale Fiume ed è toni accesi quello di ieri sera, dove è stata approvata la delibera per la realizzazione di un nuovo hub logistico a Lì. L'esito della votazione è il seguente: favorevoli, chiudo la votazione, favorevoli 17, contrari nessuno, astenuti nessuno, non votanti 3, assenti 13, la proposta è approvata. Il risultato alla fine è stato ottenuto, ma la maggioranza ne esce acciaccata. Dopo una seduta a Fiume del Consiglio Comunale è stata approvata la delibera che consentirà al gruppo Lì di poter realizzare l'hub a Granze di Camini in via Svezia. 15 voti a favore, 12 contrari, 5 astenuti. Il nuovo polo logistico della catena di supermercati padovana però spacca un pezzo di maggioranza, 5 i voti contrari, quelle delle due consigliere di coalizione civica Marta Nalina e Chiara Gallani, quella della consigliera della PD Anna Barzon e dei consiglieri Valentina Battistella e Luigi Tarzia della lista Giordani. Dopo una lunga discussione, la minoranza vede il voto contrario del gruppo di Fratelli d'Italia, della Lega e dei consiglieri Ludovico Mazzarolli e di Manuel Bianzale. Astenuti Alessandro Tognon del PD, mentre sono andati via prima della votazione i consiglieri di opposizione Francesco Peghin, Davide Meneghini, Carlo Roberto Moneta e Roberto Cruciato. Il progetto dunque prevede come compensazione ambientale per la realizzazione dell'hub la realizzazione di un grande parco pubblico all'ex caserma Romagnoli. L'area interessata dall'intervento era indicata dalle pianificazioni urbanistiche Patta e Pati come area di potenziale espansione della zona industriale, in considerazione della scelta di rendere la zona industriale di Padova polo di rango provinciale e bloccare la proliferazione di piccole aree industriali e artigianali nel resto della provincia. Ha commentato in una nota l'assessore al commercio Antonio Bressa. L'area depavimentata della Romagnoli sarà invece di circa 9 ettari. Al via oggi la prima delle 2 tornate di test per l'iscrizione ai corsi di medicina dell'Università di Padova. Resta per ora il numero chiuso, anche se la discussione per l'abolizione è approdata in Parlamento. Alle 13 si sono chiuse le porte delle aule del complesso Vallisneri a Padova per permettere ai più di 3.000 aspiranti medici di sostenere i test di ammissione per l'anno accademico 2024-2025. Un test che potrebbe essere l'ultimo, vista la discussione in Parlamento per abolirlo. Quella che non può essere sicuramente eliminata però è la programmazione. Le scelte di oggi hanno ripercussioni sul futuro a 10 anni. Quello che è complicato in questo ambito è che la formazione di un medico dura 11 anni e questo fa sì che le scelte di oggi avranno dei frutti tra 11 anni. Quindi ci vuole una programmazione molto attenta, molto accurata e che prevede anche il futuro, che sappiamo essere sempre quella la variabile meno controllabile. E quindi quello che vediamo oggi sono scelte di 11 anni fa, chi finisce la scuola di specialità adesso. E quindi c'è questo problema, la programmazione deve essere fatta, per mia opinione, e deve essere fatta molto bene. 564 posti totali da assegnare tra Padova e Treviso, 100 minuti per rispondere a 60 domande estratte da una banca dati che ne conteneva almeno 7.000. 3.500 erano a disposizione degli studenti. Però il fatto di avere 3.500 domande e impararsela in memoria uno anche non riesce, anche perché sul bando c'è scritto almeno 3.500, quindi ce ne sono tante altre che uno ok si impara a memoria quelle, ma e le altre come fa? Comunque ci deve essere uno studio pregresso che comunque comporta tempo. E qual è la materia che vi preoccupa maggiormente delle sezioni presenti? Per me è chimica. Matematica e fisica. Importante è indirizzare fin dalle superiori i ragazzi con percorsi di formazione per cercare di orientarli nel giusto modo di scegliere. Il test resta uno strumento valido però per il presidente del corso di laurea in medicina. I laureati in medicina hanno un tasso di abbandono del corso di studi praticamente pari a 0.
e noi nella sessione estiva, cioè al termine del corso di studi di 6 anni, laureiamo più del 50% degli studenti iscritti, è la prima occasione. Questo ci dice che il sistema seleziona studenti molto efficaci nel loro percorso di studi, molto quindi preparati e in grado di completare in tempi rapidissimi il percorso di formazione. Era questa la nostra ultima notizia, ora la sigla e poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci.